in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i Buongiorno Alessandra, a te la linea. Grazie Natalia, sono le 16:01 e ci siamo. High of the Tiger dei Survivor, una musica molto forte dal ritmo incalzante, così come è forte in questi minuti, in queste ore, in questi giorni la preoccupazione dopo l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Martedì 3 marzo, ben ritrovate amiche e amici di Radio Libertà, ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici di Pop Economia Rumore, un martedì buio e rosso come le borse che sprofondano e noi qui di nuovo a contare, ma stavolta ancora di più, i costi e il prezzo del caos. Volano il prezzo di petrolio e gas, l'Europa brucia 314 miliardi e torna lo spettro inflattivo. Lo stretto di Hormuz, che ora abbiamo imparato a conoscere già da giorni, è chiuso, sapete, la rotta strategica per il trasporto marittimo di petrolio. L'Iran minaccia l'Europa, qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra e l'attenzione è alle stelle. Poco fa un allarme bomba a Palazzo Chigi, proprio sotto la finestra della premier Giorgia Meloni ci sono gli artificieri all'opera, pare sia un trolley dimenticato da un turista, speriamo tutto bene, e il rischio del contagio del conflitto è enorme. L'allarme delle associazioni di categoria è altissimo, mentre, e lo ricordiamo sempre qui ogni martedì, in Italia siamo al terzo anno in rosso per la produzione industriale. E allora benvenuto oggi a Francesco Napoli, credo sia in linea, vicepresidente di Confapi, la Confederazione Italiana della piccola e media industria privata. Ben trovato, vicepresidente. Grazie del graditissimo invito. E allora eccoci, abbiamo tante notizie da commentare con lei. La vostra è una confederazione innanzitutto storica, perché rappresenta, leggo qui, dagli anni 40 oltre, mi dica lei, 116.000 piccole e medie imprese italiane. E allora con l'attacco all'Iran si apre un contagio, come accennavo in apertura, mondiale. I mercati sono sotto attacco, il prezzo del gas sta schizzando, boom del metano e tutte le imprese, non solo italiane, ma noi ora ovviamente circoscriviamo il problema alla nostra Italia, sono in allerta, in allarme. E allora subito le chiedo quali sono le vostre paure, quali sono i vostri allarmi, cosa mi dice? Ma intanto la preoccupazione, come diceva, è altissima. Un'escalation in Medio Oriente con il coinvolgimento dell'Iran non è un fatto locale, non è mai un fatto locale, ha un impatto diretto sui mercati energetici, ha un impatto diretto sulle rotte commerciali globali e noi temiamo tre effetti immediati. Temiamo un aumento dei costi energetici, temiamo instabilità finanziaria e temiamo un altro pericolo, cioè il rallentamento degli scambi commerciali. Il rischio del gas, dei carburanti si traduce chiaramente in un aumento dei costi di produzione e dei costi di trasporto. Quindi per noi piccole e medie imprese che già lavoriamo con margini ridotti, questo significa dover comprimere ancora redditività e soprattutto rinviare investimenti. Ma genera un altro aspetto che si chiama incertezza, che significa frenare ordinativi e bloccare decisioni strategiche. L'incertezza è il nemico numero uno per un imprenditore che guarda allo sviluppo, che guarda al territorio, che guarda a generare ricchezza.
E allora l'incertezza, vicepresidente Napoli, che incombe, come accennavo, sul terzo anno in rosso per la produzione industriale. L'industria italiana sta morendo, lo diciamo sempre qui in questa trasmissione che proprio attiene all'economia reale, muore proprio nel silenzio, direi assordante un po' di tutti, no? E la denuncia che noi facciamo sempre. A questo punto lo stato di fiducia delle PMI industriali, lo ha detto poco fa lei, è molto basso. Che fare per questa produzione industriale che cala sempre di più? L'Istat, il dato di qualche giorno fa, continua a dirci le ragioni che la produzione industriale è in sofferenza strutturale. 3 anni consecutivi negativi effettivamente non sono una flessione congiunturale, ma un campanello d'allarme serio. E in tutto questo pesano costi energetici, credito più caro, domanda interna debole e aggiungiamo, e lo sottolineo ancora una volta, l'incertezza internazionale. Tuttavia, parlare di industria che muore è un messaggio che non condividiamo fino in fondo. Le nostre imprese hanno dimostrato nel tempo, ma soprattutto nel periodo ancora più buio, 4-5 anni fa, di resilienza straordinaria negli ultimi anni. Questo, al di là dei dati Istat che sono preoccupanti, questa è una certezza. Serve una politica industriale chiara, serve una politica industriale di medio-lungo periodo, con al centro la manifattura, l'innovazione e la competitività. Senza industria non c'è crescita, non c'è occupazione stabile, ma soprattutto non c'è coesione sociale. E quindi lei ha ragione, è il momento di scelte coraggiose, non di interventi temporanei. Un altro elemento ovviamente a cui bisogna pensare seriamente in questo paese è aumentare i consumi. I consumi non crescono, le salari e produttività non crescono. Un po' il cane che si morde la coda, insomma, no? Quindi coesione, competitività e consumi che non crescono e sono al palo. E anche questo tema vediamo qui ogni martedì con le grandi associazioni dei consumatori. A proposito di mancata crescita e competitività, sempre qui con il nostro economista di riferimento, il professor Marcello Gualtieri, columnist di Italia Oggi e docente di economia a Torino, spesso dibattiamo questo tema e prendo un pezzo di riferimento, un articolo del professore uscito qualche giorno fa, di cui abbiamo dibattuto ampiamente. Le piccole imprese appunto stanno morendo, fate presto, questo è il titolo, perché c'è un lato fatto a due, no? Un'ambivalenza, vediamo un po'. Queste imprese che lei citava prima, quindi le vostre imprese, sono troppo piccole per competere sui mercati globali, dice il professor Gualtieri, e quindi cavalcare quella terza rivoluzione che è la rivoluzione digitale. E sono anche sottocapitalizzate, cioè dipendono totalmente dal credito bancario. Ora, come si può uscire da questa spirale, da questo cane che si morde la coda? E perché se noi andiamo a vedere ci si confronta con un sistema bancario che è invece in gran parte, come sappiamo, modernizzato. Come si fa, vicepresidente Napoli, come può questa piccola media impresa interagire, colloquiale con questo mondo bancario che è così modernizzato? Dice il professor Gualtieri, questa è la proposta che io le lancio e vediamo un po' se lei la vuol far sua o se dove possiamo anche arrivare insieme. Bisognerebbe varare un progetto per portare in borsa, che oggi è ridotta al lumicino, dice Gualtieri, 1000 eccellenze italiane nei prossimi 10 anni. Quindi questo comporterebbe un rafforzamento delle 1000 nuove quotande che sotto il profilo finanziario della governance farebbe poi da traino a tutta la filiera. È d'accordo? Il Ministero del Made in Italy potrebbe fare un passo in avanti su questo punto? Ma io leggo sempre con attenzione le analisi del professor Gualtieri. Sono sempre puntuali e poi danno spunto a sempre delle novità, quindi lo leggo con grandissima attenzione. Le PMI hanno delle criticità, è vero, sono contraddizioni reali della struttura produttiva italiana, che sono sottocapitalizzazione, governance fragile, dipendenza del credito bancario, ritardo nella trasformazione digitale. Quindi sono problemi noti, in larga parte condivisibile, quello che Gualtieri spesso descrive.
È vero anche che le piccole imprese non sono semplicemente troppo piccole, sono spesso troppo sole. Il limite non è la dimensione in sé, ma l'isolamento che in molti territori italiani, bisogna anche dire questo, proprio le micro e piccole imprese rappresentano ancora oggi il principale presidio produttivo, ancora oggi il principale presidio sociale e occupazionale. Quindi lei parla di solitudine? Parlo di solitudine, però esistono strade intermedie tra nanismo e gigantismo. Esistono le reti di impresa, esistono i consorzi o le aggregazioni, esistono le filiere integrate, esistono le piattaforme digitali condivise. In altri paesi europei modelli di cooperazione tra piccole e medie imprese hanno funzionato. Condivido invece l'idea che serve una strategia industriale chiara e continuativa, cioè favorire appunto quello che dice Gualtieri, favorire la capitalizzazione, sostenere l'impresa in posta delle eccellenze, che è un'altra sfida, rafforzare le competenze manageriali, cioè la struttura produttiva cambia se viene spinta a cambiare. La spinta, quella spinta che non può essere solo finanziaria, deve essere culturale, deve essere formativa, deve essere soprattutto organizzativa. E il futuro delle nostre piccole e medie imprese, secondo me, dipenderà anche dalla capacità di trasformare una debolezza strutturale, che Gualtieri descrive perfettamente, in un modello evoluto di qualità. Chiaro. Allora, il decreto bollette, vicepresidente Napoli, in pochi giorni fa ne parlavamo prima che scoppiasse questo grande caos di numeri, di dati, di cose reali che oggi stiamo proprio valutando e spiegando, e l'escalation arriva proprio ora che la partita del decreto bollette si è appena chiusa. Il governo ha fatto sicuramente un grande sforzo, lo diciamo sempre, la coperta è corta, ma bisogna allungarla sempre di più. Voi siete soddisfatti di quanto fatto dal governo? Ho visto alcune dichiarazioni vostre, o si potrebbe ancora fare di più, specialmente ora in questa contingenza così allarmante e particolare? Allora, il decreto bollette è sicuramente un segnale di attenzione. Abbiamo apprezzato lo sforzo del governo nel contenere l'impatto immediato dei rincari, soprattutto per le imprese energivore, per le fasce ovviamente più esposte, però oggi lo scenario è cambiato. La guerra in Iran rischia di vanificare parte delle misure appena approvate. Su un dato siamo tutti d'accordo: non possiamo continuare a intervenire solo in emergenza. Cioè è urgente nel nostro paese rafforzare l'autonomia energetica, cioè accelerare rinnovabili, semplificare le autorizzazioni, sostenere l'efficientamento energetico delle PMI, così come rafforzare l'energia da biomassa legnosa come leva strategica in un quadro di sostenibilità, di filiera corta ed efficienza. Ricordo a tutti, lo ricordo a me stesso, che noi abbiamo nel nostro paese un patrimonio boschivo in crescita di circa 13 milioni di ettari e assume sicuramente un significato ancora più strategico come appunto strumento di politica energetica e difesa del suolo. E quindi in una fase così delicata noi chiediamo ovviamente al governo di mantenere intanto un confronto aperto con le associazioni degli imprenditori, ma soprattutto fare in modo che in questo paese il costo energetico arrivi a quella che è la media europea. Consideri che noi paghiamo l'energia il doppio rispetto alla Germania e il 75% in più rispetto alla Francia. Non possiamo essere competitivi. E consideriamo anche, come aggiungo sempre, che le nostre sono le bollette per famiglie ed imprese più care d'Europa. Condivide? Esattamente, più care d'Europa, appunto addirittura anche più care della Spagna. Quindi per essere competitivi, per iniziare a aumentare la nostra produttività, soprattutto in questo paese, aumentare i consumi, dobbiamo portare il costo energetico nella media europea. Allora, un'ultima osservazione, domanda in chiusura. Qual è l'iniziativa prossima, avventura che voi state mettendo in atto, se la state mettendo in atto, come tutela e rilancio delle PMI? Intanto noi continuiamo ovviamente a lavorare sulla
siamo un'organizzazione datoriale per cui abbiamo il nostro, diciamo, principale impegno è quello di lavorare sull'aumento salariale e quindi sulla contrattazione stiamo potenziando un elemento che è quello del welfare aziendale e quindi diventa per noi strategico quello di offrire ai nostri collaboratori strumenti utili e integrativi a quello che è il sistema sanitario nazionale ed è un sistema di welfare che nei nostri enti bilaterali funziona tantissimo. Stiamo monitorando costantemente le vicende internazionali perché ovviamente si aggiunge quelle dell'Iran ad altri sviluppi, scenari geopolitici internazionali che rischiano ovviamente di determinare tante ricadute. Di portarci in un incubo, ecco. Esatto. Per cui, voglio dire, noi apprezziamo moltissimo in questo momento anche il lavoro che, come dire, sta seguendo attentamente il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, comparte in costante raccordo, quindi monitorando con la massima attenzione l'evoluzione della situazione. Apprezziamo anche molto la vicinanza del governo alle imprese. Siamo certi che saranno messi in campo misure di sostegno e strumenti straordinari a tutelare le nostre piccole imprese, salvaguardando competitività, occupazione e stabilità economica. Quindi la nostra attenzione, insieme al Ministero degli Esteri, al governo, alla cabina di regie, è altissima. Bene, anzi male per tutto ciò che stiamo vivendo e grazie molte a Francesco Napoli, vicepresidente Confapi e spero presto qui su Radio Libertà Pop Economia. Grazie ancora. Grazie a lei, buon lavoro. Buon lavoro. Allora andiamo con un piccolo stacco musicale e torniamo con Nino Sunseri per vedere se sarà shock energetico o no. Vai Natalia. Sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bello buono. Ma forse senti proprio questo il senso del tuo vagare. Di nuovo a te la linea, Alessandra. E allora rieccoci sulle note fortissime di Vasco Rossi-Selli, la vita è un brivido che vola via e siamo proprio a filo sulla follia. Nino Sunseri, ben ritrovato caro Nino, giornalista economico, Verità e Panorama. Come stai Nino? Bene, grazie, ciao Alessandra e un saluto a tutti gli ascoltatori. E io sto bene, insomma l'economia mondiale in questo momento un po' meno, ma spero che sia un fatto allora, del tutto. io ho un po' di brividi Nino, non so tu, come dice Vasco Rossi, brividi, ma insomma la domanda è la domanda delle domande, tutti la stanno rimbalzando, siamo tutti molto molto impauriti, la paura non è mai una cosa buona, un dato buono anche in economia, no? Ma i fatti reali ci portano ad averne. E ci sarà questo shock energetico, cosa stiamo rischiando con questo conflitto che è destinato a contagiare tutto il sistema qui, non è soltanto l'Europa, non è soltanto l'Italia, è un po' un rischio mondiale. Cosa mi dici Nino? Sai, tutto dipende dalla durata del conflitto. Allora, in questo momento è chiaro che stiamo assistendo alla solita fiammata speculativa che si verifica tutte le volte che ci sono avvenimenti, come dire, fuori dall'ordinario. Quindi il movimento del petrolio, del gas di questi giorni non mi impressiona più di tanto, ne ho viste tante e poi alla fine rientra, perché appena ci sarà uno spiraglio di pace o un'attenuazione della tensione, questi prezzi di petrolio e gas vedrai come si sgonfiano peggio di
un palloncino. E tutto dipende, ti dico, quindi al momento questi prezzi non mi spaventano e non hanno un particolare riflesso sull'economia mondiale e sull'economia italiana in particolare, al momento. Se la cosa si dovesse consolidare, insomma, forse qualcosa si vede, ma io al momento, devo dirti, più di tanto non me la sento di essere preoccupato. Più di tanto, come sempre ci hai insegnato e detto. La guerra durerà quanto necessario, dice Donald Trump, che non si sbilancia nemmeno lui sui tempi e obiettivi. Tu prima dicevi, dipende da quanto durerà questa guerra. Come la vedi? Perché la situazione non è messa proprio benissimo da quello che sta accadendo. E poi questa chiusura di Hormuz, comunque, con questa chiusura dello stretto noi dovremo pur comunque in ogni modo fare i conti, no? Allora, Hormuz è chiuso, ma può essere riaperto in pochissimo tempo, a meno che, ma questo al momento non risulta, non sia stato minato. Allora lì è un problema, ma perché poi per riaprirlo devi andare a levare le mine a una e quindi quello al momento diciamo che è chiuso, perché ci sono appunto i Pass d'Aran che con questi barchini stanno facendo operazione di pressioni, e quindi il capitano della petroliera non si mette a rischio di far passare la nave, di essere mitragliato. Quindi al momento la situazione è grave, ma è risolvibile abbastanza rapidamente. L'Iran, la verità è che l'Iran è solo, cioè tutti i paesi del Medio Oriente, tant'è che loro stanno bombardando a uno, perché nessuno sta dalla loro parte. Quindi l'Iran è sempre più solo, no Nino? Ecco un dato proprio che volevo osservare con te. E questa solitudine dell'Iran che cosa può portare? Come? Questa solitudine dell'Iran a cosa può portare? A quello che sta succedendo è il frutto dell'isolamento dell'Iran. Cioè, siccome loro non hanno nessuno che li aiuta, questa elite che sta lì e che tanto sa che non ha più un futuro, sta dando fondo a tutte le loro riserve di armi di cui dispongono. Il giorno in cui le finiscono, perché nessuno gliene darà di nuove, la guerra finisce. Cioè, quando Trump dice durerà, la guerra finisce quando gli iraniani avranno esaurito gli arsenali. Quanto impiegheranno questi arsenali a svuotarsi non lo so, ma credo non lo sappia nessuno. Però è chiaro che questa qui è la reazione dell'animale ferito che sa che la prospettiva che l'aspetta è solo di morire, e quindi sta dando colpi di coda disperati nel tentativo, cioè muove Sansone con tutti i filistei. Ecco Nino, volevo esaminare con te altre due note per poi arrivare alla nota chiave che è l'Europa. In Francia Macron dice il piano nucleare, aumenteremo le testate, sono coinvolti 8 paesi europei. Il presidente francese che dice per essere liberi bisogna essere temuti. Dove vuole arrivare Macron? Perché questo è un dato economico / politico. E poi arriviamo all'Europa. Un'Europa, come è in prima pagina oggi il pezzo nel Corriere della Sera, che non c'è, noi l'abbiamo detto sempre qui con Tenino e sempre in questa trasmissione, siamo combinati in questo modo, un'Europa senza. Due note che sono dello stesso l'idea di Macron è semplice, gli unici che hanno il nucleare sono i francesi. Quindi se l'altro è l'Inghilterra, ma l'Inghilterra è fuori. Se si deve pensare a un nucleare europeo, ce n'è uno solo, ed infatti viene da Macron, non a caso, cioè c'è soltanto il nucleare francese. Quindi questo significa la scelta del nucleare significa stabilire una volta per tutte il ruolo predominante della Francia.
non c'è altra spiegazione che questa. Sì. E la seconda sull'Europa. L'Europa senza, noi abbiamo, l'Europa è senza la visione, senza, diciamo, non tocca palla per quanto riguarda la questione dell'Ucraina, no? L'abbiamo detto tante volte, ora sta accadendo per l'Iran e anche per la questione di Gaza, Israele, Europa non tocca palla. E quindi cosa dobbiamo fare noi italiani e cosa devono fare i singoli paesi se questa Europa continua a non esserci? Siamo in un'Europa senza. È un dato di fatto, non è più neanche più una critica, ormai è un dato stra-oggettivo. Alessandra, il problema è che l'hai già parlato tante volte. L'Europa è un esperimento politico e sociale che non ha precedenti nella storia. Mettere insieme 27 paesi che parlano una lingua diversa, che hanno tradizioni diverse, che hanno, molti dei quali, anzi quasi tutti, si sono fatti la guerra l'uno con l'altro per secoli, e improvvisamente metterli insieme, certo, non è un'operazione semplicissima, non è un'operazione che fai da oggi al domani, sistemi fiscali diversi, sistemi politici diversi, lingue diverse. Cioè in America dal Michigan al Rio Bravo parlano tutti la stessa lingua, più o meno, anche se ormai cominciano ad avere qualche dubbio anche lì. In Europa a Capopassero parlano una lingua e hanno una loro tradizione storica, sociale, e in Norvegia parlano tutt'altro, sono tutto un altro film, ovviamente. E allora noi a chi dobbiamo appoggiarci, caro Nino, qui? Perché siamo sempre più soli, no? Anche l'Italia si rimprovera tanto all'Italia di non essere riuscita a toccare palla in questi giorni, tutte le polemiche. A proposito, cosa pensi del caso Crosetto, in una battuta? Insomma, lo vorrei capire bene, perché è Perché chiaro non si capisce molto bene, vero Nino? No, è chiaro che Crosetto, cioè, non è che ci abbia fatto una figura, ma non tanto per il fatto che lui sia andato lì per la famiglia, io ci credo, non credo che avesse, sì, poi magari avrà avuto qualche incontro, ma non è fondamentale. Il problema grave è che lui va lì e non sa che in quel momento sta per scoppiare la guerra. Cioè, quindi ecco. nessuno eppure si preparava da giorni questa operazione, no? L'abbiamo detto tante volte noi qui ogni martedì. È un'operazione che però Trump stava annunciando da giorni, stava valutando gli scenari, ma insomma a questo punto si può dire che Trump avesse deciso già da un pezzo, no? Come, scusa? Eppure dico, era un'operazione che si stava preparando da giorni. A questo punto, visto come sono andate le cose, Trump ci aveva messo la firma già da un pezzo, possiamo dirlo, no? Perché non ha deciso. Ma non ce l'aveva detto, cioè, la figuraccia di Crosetto non è tanto cioè, il fatto che lui non lo sapesse, cioè, se no lui, se l'avesse saputo, ci andava un giorno prima a riprendere la famiglia dalla vacanza, visto che questo è la ragione ufficiale. Diciamo la ragione ufficiale. Se lui si trova lì, in quel giorno, in quel momento, mentre esplodono le bombe, è chiaro che non lo sa, perché non è, quello dobbiamo pensare che non sia un pazzo, lui non lo sa, e quindi non sapendolo, quel giorno vale un altro. Però non era così, quel giorno era diverso da un altro. Cioè, questa è la prova palese che l'Italia non era stata avvertita, al di là delle... Come dice Giorgia Meloni, in tutti i paesi europei. Quindi Trump ha varato, diciamo, questa operazione, l'ha vagliata, l'ha pensata e l'ha fatta, diciamo così, tutta sua, no? In solitudine insieme ad Israele. Ci credi tu a tutto questo, Nino? Sì. Ma sì. Lui, come dire, l'Europa non ha nessuna stima e nessuna stima, ecco, e nessuna considerazione, perché è un'Europa senza. Allora Nino, sono le 16:30, siamo proprio sul filo, non della follia, come dice Vasco Rossi, per recitare la canzone che ci ha introdotto, ma noi senza Europa forse ci stiamo abituando a stare, ma non possiamo stare senza Nino Sul Serio. Allora ti ringrazio davvero molto
e ti saluto e ti aspetto presto, perché penso proprio che, siccome siamo sul filo, ne vedremo proprio delle belle, non trovi? Ti ringrazio O delle brutte. complimento. Niente, tu sei sempre bravissima e ti auguro i maggiori successi possibili. Grazie Nino, anche gli grazie davvero. ascoltatori. Grazie alla tua bravura e competenza. A presto. Un E abbraccio, noi andiamo grazie. in pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza... A te la linea, Alessandra. Grazie Svevali dalla regia. E quanto e quale rumore. Siamo nel secondo blocco, questa è Pop Economia, questo è Rumore, io sono sempre Alessandra Mori, sono le 16:33 e abbiamo cominciato con una splendida, fortissima, strepitosa Fiorella Mannoia, Il peso del coraggio. E allora oggi vi voglio raccontare, insieme alla mia ospite, una storia di coraggio. Lei è davvero indomita è il titolo del suo libro, La mia battaglia contro le mafie. Benvenuta all'avvocato Civita Di Russo qui su Radio Libertà Pop Economia Rumore. È in linea? Sì, sono in linea, grazie, buonasera a lei Alessandra, buonasera. In linea, e allora ecco qui, una donna, una storia che hanno fatto molto rumore. Oggi lei qui ci presenta il suo libro, oltre 30 anni dedicati alla difesa di collaboratori e testimoni di giustizia nei più importanti processi di mafia. Voglio cominciare in un modo insolito. Abbiamo sentito Fiorella Mannoia, un brano che non ho scelto ovviamente a caso, casualmente. Quanto le è pesato il peso del coraggio? Quanto ha contato per lei? Guardi, è facile poter dire e poter parlare di coraggio. Il coraggio una persona non se lo inventa effettivamente. Coraggio significa tante volte superare la paura che ognuno ha, perché è umano averla ed è giusto averla, altrimenti si diventa degli irresponsabili. E quindi io ho dovuto superare la mia paura attraverso il coraggio, perché come diceva Giovanni Falcone, chi ha coraggio muore una sola volta, chi non ha coraggio muore tutti i giorni.
E quindi diciamo che la mia vita è stato questo, insomma, superare questa paura che comunque c'era nell'affrontare Una questo tipo di... prova di coraggio. E allora lei oggi ricopre un ruolo istituzionale, e cioè è vice capo di gabinetto vicario del presidente della Regione Lazio. Oggi lei si sente sempre una indomita, e perché questo titolo, che devo dire cattura molto l'attenzione del lettore? So che in tour in tutta Italia, peraltro un libro edito da Castelvecchi è super letto. Sì, devo dire la verità, è proprio l'editore che ha scelto il titolo del libro, perché io l'ho scritto, ma in realtà non avevo scelto il titolo. E l'editore dopo qualche giorno mi ha chiamato, mi ha detto: senti Civita, io ritengo che il libro debba avere un titolo che io già ho pensato per te. E il titolo era Indomita. E ho detto: perché questo titolo? Dice: perché tu sei una donna indomita, io ti ho conosciuto, ho letto il tuo libro e secondo me è proprio un titolo per la tua persona e per il tuo libro. E quindi io sto portando in giro questo libro, Indomita, la mia battaglia contro le mafie, che è un libro che poi piace alle persone di tutte le età, vado nelle scuole con i ragazzi, piace alle donne. Che si identificano, no? Con questa storia di questa donna che comunque ha dovuto superare delle difficoltà, piace agli uomini, piace alle persone grandi, insomma piace un po' a tutti, mi sta dando molta soddisfazione. Io pensavo di scrivere solo una biografia, ma in realtà forse ho scritto qualcosa di più. È un racconto emotivo, e come dice Don Antonio Coluccia, sapete, Don Antonio Coluccia è il prete, il parroco di Frontiera, conosciuto come proprio quello delle brigate romane contro il malaffare, lo spaccio di droga. Dice così Don Antonio Coluccia nella prefazione: è un attraversamento emotivo e civile, il sacrificio di chi sceglie di vivere nella giustizia e per la giustizia. Ci racconti come comincia la sua storia, questa storia, lei una donna che si dedica alla difesa, a far parlare i collaboratori di giustizia e pentiti di mafia. Come comincia tutto questo percorso? Come tutte le cose, poi a volte come tutte le cose veramente importanti, sono cominciate quasi per caso. Io avevo un sogno nel cassetto, quello di diventare, di svolgere l'attività di avvocato penalista, e per questo ho studiato una vita, perché sin da piccola vedevo per rimedio in televisione questo avvocato in pratica che difendeva le cause giuste, gli imputati suoi erano sempre alla fine innocenti, e allora ho pensato che forse fosse il lavoro per me. Poi mi iscrissi alle difese d'ufficio subito dopo la laurea, perché non conoscevo avvocati penalisti, e un giorno il Consiglio dell'Ordine di Roma mi mandò nell'aula bunker di Rebibbia, dove si sarebbe dovuto svolgere un processo di criminalità organizzata di 416 bis. E lì è iniziata la mia avventura con i collaboratori di giustizia, perché poi da quel giorno il pubblico ministero che era in aula, siamo stati insieme per una settimana, mi chiese i miei riferimenti, mi chiese soprattutto se io volevo svolgere questa attività, perché in Sicilia non c'erano molte persone che volevano fare questo lavoro. E quindi io diedi questo telefono e così nacque la storia. Mi chiamò dopo un mese, c'era un collaboratore che aveva bisogno di me, che non mi volle all'inizio, perché mi disse cosa le disse questo collaboratore di giustizia quando vide arrivare una donna indomita? Cosa le disse? Perché stiamo parlando di qualche anno fa, insomma, stiamo parlando di almeno 30 anni fa. E quando questo pubblico ministero mi presentò questo collaboratore di giustizia, appena mi vide, l'ultima cosa che si immaginava è di vedere una donna davanti a lui, e disse al pubblico ministero in siciliano, non so se lo riporto bene: dottore, ma questa femmina è? E da lì cominciò questa storia, cioè io mi resi conto che forse il mio essere donna poteva pregiudicare il corso della mia carriera, della mia attività. Quindi chiesi di rimanere. Hai mai pensato di arrendersi, di rinunciare? Hai avuto mai un momento di caduta in questo percorso difficile? Perché poi c'è stata la scorta, ovviamente, ci sono state le minacce, adesso lei ce lo racconterà. Sì, no, non ho mai, proprio da quel primo giorno sono stata molto, agguerrita. Quel primo giorno in cui questo collaboratore mi disse che ero femmina e che quindi forse non voleva che io lo difendessi, io lo affrontai da solo, chiesi di rimanere da sola con lui e lo convinsi che potevo fare tanto quanto un uomo. E poi nulla, non mi sono mai arresa. Come ho detto, non è che non ho avuto paura, non ho avuto timore, ma comunque non ho voluto arrendermi, anche perché io ho sempre vissuto con un'etica, con l'etica della responsabilità, che mi hanno sempre insegnato i miei genitori sin da piccola, no? Una volta che si prende e si intraprende qualcosa bisogna portarla al termine.
E quindi l'ho fatto quando c'è stata la necessità di una scorta, l'ho fatto quando il gioco si faceva duro. C'è stata solo una volta, devo dire, che non ce l'ho fatta, io sono ritornata un po' sui miei passi, in un'occasione, ma per il resto sono stati 30 anni davvero di battaglie, ecco. Di battaglie. Dottoressa, ci vediamo domani alla stessa ora. È uno dei capitoli che più io ho letto il suo libro, consiglio a tutti di leggerlo perché davvero è un percorso, è un attraversamento emotivo, una storia che prende molto. Questo è il capitolo denominato Punti di vista. Dottoressa, ci vediamo domani alla stessa ora, seduta in salotto. Ripenso a quante volte io abbia ascoltato queste parole pronunciate da un poliziotto della mia scorta. Sì. Quante volte ha sentito queste parole e quante volte il giorno dopo ha dovuto riaprire la porta che aveva chiuso la sera prima, immagino. Certo, ho avuto sempre questi ragazzi con me, che erano ragazzi all'epoca, siamo stati per 21 anni insieme e dottoressa ci vediamo domani, avvocato ci vediamo domani, era questa frase che ti faceva chiudere questa porta, finalmente loro ti avevano portato di nuovo in sicurezza, diciamo, no? Dopo che tutto il giorno stavamo insieme tra tribunali, aule bunker e carceri. E forse non ci siamo neanche resi conto fino in fondo del pericolo che si correva, fino in fondo realmente. Però evidentemente dovevamo farlo. Io poi sentivo la responsabilità non solo per me e per la mia famiglia, ma anche la responsabilità per questi ragazzi. Perché poi si diventa una famiglia, immagino, sì, no? Si diventa una famiglia nel lavoro di tutti i giorni, anche con la scorta, no? Anche sì, perché queste persone poi stanno con te, questi giovani, questi ragazzi, queste persone, insomma questi poliziotti stanno con te 10-12 ore al giorno, insomma tutto il tempo che tu stai fuori. Poi io ho lavorato tanto fuori Roma, fuori la città in cui abito, per cui c'erano i tempi dei viaggi, c'erano i tempi delle attese dei processi e quindi veramente si condivideva tutto. Insomma sono stati anni duri ma anche anni importanti, perché si sapeva che stavamo facendo qualcosa per il nostro paese, non era un scherzo. Ecco, a proposito, dottoressa Di Russo, di attraversamento emotivo, mi piace molto questo termine. Lei immagino avrà avuto sicuramente tutti i suoi rapporti che ha avuto proprio con questi pentiti di giustizia mafiosi, no? Qual è stata proprio la più intensa, un momento più intenso che ha vissuto con uno di questi pentiti di mafia? E se posso chiedere, magari senti ancora qualcuno le scrive, ci sono stati poi dei momenti che ha condiviso e che sono andati anche oltre, no? A livello di emotività, intendo. Queste persone ovviamente per molti di loro sono stato un punto di riferimento straordinario, perché queste sono persone che lasciano tutto con le loro famiglie, lasciano il loro passato per buttarsi in un futuro incerto, diciamo. E quindi tu come avvocato diventi il loro punto di riferimento, e non solo un punto di riferimento da un punto di vista processuale, ma anche proprio da un punto di vista, diciamo, quasi familiare, perché loro hanno bisogno di tutto con le loro famiglie. E quindi in quel momento la prima cosa che fai è sospendi il giudizio nei confronti di questa gente, altrimenti non potresti andare avanti, no? La cosa più importante è proprio una sospensione del giudizio. Vai avanti e chiaramente ascolti le loro storie, ascolti i loro vissuti, ascolti le loro speranze, ed emotivamente sono situazioni molto forti, oppure le situazioni dei loro figli, le storie dei ragazzi, delle ragazze, che magari se fossero rimaste nei luoghi d'origine avrebbero avuto una vita completamente diversa da quella vita che poi sono riusciti a costruirsi in altri posti, in altre località, no? Perché noi come collaboratori diciamo che all'inizio venivano prodotti nel sud dell'Italia e gestiti nel nord dell'Italia, in città diverse, in posti diversi, in scuole diverse. E quindi insomma hai visto questa gente crescere, questa gente proprio tolta la criminalità. Ragazzi che avrebbero potuto fare altre vite, invece fortunatamente sono state salvate. E beh, questo ti dà tanta soddisfazione. A me questo è un lavoro che ha dato tanta forza e anche tanta soddisfazione, ecco. E allora, lei prima ha citato Giovanni Falcone, il grandissimo Giovanni Falcone. Una cronista, una grandissima giornalista, Marcel Padovani, che ha scritto un libro, era proprio la cronista di Giovanni Falcone, Cose di Cosa Nostra, ha detto e ridetto più volte:
per quanto riguarda Falcone. Allora tutti lo criticavano e lo ricordiamo questo. Adesso tutti i magistrati usano il metodo Falcone e diceva Marcel Patovani, bisognerebbe invece cercare di usare un approccio per evitare la santificazione, ma invece prendere l'esempio come modello. È d'accordo? E poi questo mi dà l'assist anche per parlare del tema del momento, di questo clima anche avvelenato che è sul referendum della giustizia. Prego. Certo. Falcone lo sappiamo che è stato. Falcone è stato un grandissimo uomo, straordinario, insieme a Borsellino sono stati i nostri eroi, sono stati quelli che sono morti, anche stando in posizioni diverse politicamente, perché sappiamo benissimo che uno era di destra e l'altro era di sinistra, ma si sono trovati allineati nella loro attività e sono morti a 57 giorni di distanza l'uno dall'altro, proprio in nome di quella giustizia in cui loro credevano fermamente. Falcone si sa che è stata una persona anzi osteggiata all'interno della magistratura, perché non era amato, tant'è che lui avrebbe potuto rivestire dei ruoli che non gli sono stati riconosciuti. Ma questo è sempre poi a volte degli uomini grandi, insomma, essere osteggiati è sempre, c'è nelle cose. E quindi devo dire che Falcone ha pagato un prezzo alto e lo ha pagato ancora prima di poter morire. Anche il suo prezzo che ha pagato chiaramente con la vita è stato sì, quello estremo, l'aveva pagato anche prima il suo modo di essere, perché non era amato all'interno della magistratura, perché era straordinario, era proprio oltre qualsiasi persona. E non a caso ho citato Falcone e poi lei mi ha ricordato Borsellino, perché in questi giorni si sentono tirare in ballo tutte le frasi di Falcone usate un po' dall'una o dall'altra parte o di Borsellino. Ecco, le chiedo subito, è giusto questo clima quasi avvelenato di questo referendum? È giusto politicizzare così, in questo modo così estremo? Perché si sta creando questa ambivalenza, no? Questa dicotomia. Da una parte il no sarebbe per la democrazia, da una parte il sì sarebbe per una deriva autoritaria. La gente sta capendo veramente il messaggio di questo referendum? Ieri Nino Di Matteo, un magistrato simbolo della mafia e oggi è che è in prima linea sul fronte del no al referendum sulla riforma della giustizia, dice quello che sostanzialmente diceva Gratteri: massoni e mafiosi voteranno sì. Ecco, un quadro tratteggiato per cercare di capire con lei dove stiamo andando. A me dispiace molto, perché sia Gratteri che Di Matteo sono due magistrati con i quali ho lavorato e che stimo. Mi dispiace che loro abbiano detto queste cose, perché politicizzare questo referendum è la cosa più sbagliata che si possa fare. Questa è la cosa. Bisogna realmente guardare nel referendum e capire che cosa si sta facendo. E non si sta facendo una cosa così drammatica, anzi non si sta assolutamente facendo una cosa drammatica, si sta facendo una cosa che io ritengo assolutamente giusta. La ritengo assolutamente giusta proprio perché sono 30 anni che lavoro con i magistrati, sono 30 anni che lavoro con giudici e con pubblici ministeri e quindi ritengo che quello che si stia facendo sia una cosa proprio giusta nelle sue basi, perché noi già dal 1989 abbiamo avuto una riforma del codice di procedura penale. Questa riforma metteva sullo stesso piano accusa e difesa e il giudice lo riteneva terzo rispetto a queste due parti del processo. Ecco, già da quel momento, dal 1989, si sarebbe dovuto dare seguito a questa riforma costituzionale a cui arriviamo solo oggi, questa parità praticamente tra accusa e difesa e terzietà del giudice e quindi formalmente dividere le funzioni di giudice con il pubblico ministero, che non significa toglierli dall'ordine giudiziario, rimangono sempre e comunque nell'ordine giudiziario, sempre con una loro autonomia, sempre con dei loro diritti autonomi, però formalmente divisi tra pubblici ministeri e giudici, perché pubblici ministeri e giudici devono essere, il terzo soggetto, che è il giudice, deve essere al di sopra delle parti. Il cittadino, quando deve accogliere una sentenza, per fare in modo che sia sereno nell'accoglierla, deve assolutamente ritenere che non ci sia stato nulla che non abbia potuto rendere sereno quel giudizio di quel giudice.
e per fare questo occorre che questo giudice sia terzo a tutti gli effetti rispetto al pubblico ministero. Questo è un dato Abbiamo di fatto veramente oggettivo, un quindi dato fondamentale non è la che lei politica ha che lo spiegato. dice, sono i fatti. Che lei ha spiegato chiaramente. Sono le 16:50, io sono molto fuori orario, le dedico un altro minuto perché è molto importante questo che voglio chiederle. Martedì scorso qui a Rumore con me era in diretta Antonio Noto dell'istituto Noto Sondaggi Demoscopico, e il sondaggio, ora ce ne sono tanti ovviamente di sondaggi che rimbalzano proprio oggi, ma voglio citare questo non a caso, il sondaggio cosiddetto shock è in prima pagina del giornale, un grillino su 4 voterà per il sì, cioè i sostenitori della riforma sono il 53%, o almeno martedì scorso era su questo numero che ci si concentrava. E soprattutto noto che cosa diceva: non si comprende bene la portata del referendum, soprattutto non si comprende la differenza, no, della separazione delle carriere, la gente non ha capito bene, e anche degli errori giudiziari. Ci tengo molto perché proprio in questa trasmissione, in questa radio, noi calchiamo molto anche su questo tema, ricordando non soltanto il più famoso caso Tortora, ma anche quello di Beniamino Zunchedo, 33 anni in carcere da innocente. Questa riforma potrebbe, proprio in una pillola, chiedo di essere davvero telegrafica, potrebbe questa riforma ridurre, limitare gli errori giudiziari, orrori Sì, perché giudiziari? il punto vero di questa riforma è proprio la creazione dell'alta corte disciplinare. Chi voterà sì a questa riforma sa che il giorno dopo ci saranno certamente meno errori giudiziari, perché dovete considerare che nel 2024 su 1715 magistrati incolpati ci sono stati solo 24 sanzioni effettivamente date, lo 0,014%. Dal 2017 all'ottobre del 2025 lo Stato ha risarcito 6.485 persone per ingiusta detenzione, spendendo 279 milioni, e sono stati condannati solo 9 magistrati. Ecco signori, lo sapete perché? Perché chi praticamente deve sanzionare i magistrati oggi fa parte dello stesso ordine, sono magistrati stessi, cioè è il consiglio della magistratura stesso. Invece con l'introduzione dell'alta corte disciplinare tutto questo viene meno. Quindi che c'è anche una maggiore responsabilità dei magistrati e una maggiore anche credibilità degli stessi, perché c'è un organo terzo che decide su di loro. Bene, grazie di questi numeri, io lo devo lasciare adesso, sono le 16:52, ma non sarà la prima volta, perché io la rinviterò senz'altro per commentare anche il risultato post referendum e per parlare ancora e sempre dei temi della giustizia, prendendo proprio spunto da questo attraversamento emotivo, da questo bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere, Indomita, la mia battaglia contro le mafie, Civita di Russo. Grazie avvocato Di Russo. Grazie a lei, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Andiamo con un piccolo stacco e chiamiamo subito il professor Petricone per una piccola disamina, un flash, ma poi torneremo con uno speciale sulla guerra. Tradiscono che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E la linea, Alessandra. E allora eccoci con il nostro professor Petricone, riferimento anche per noi, per la politica estera e per tutto ciò che sta accadendo. Pronto? Professore, buon pomeriggio, mi sente? Ci sente il professor Petricone? Non lo sento. Natalia, tu mi senti? Cerco di ricontattarlo subito. Ricontattiamolo subito. E allora, vi dicevo, cerchiamo di fare una riflessione, cerchiamo di analizzare in pochi minuti, perché purtroppo la trasmissione è di un'ora, gli ospiti sono tanti, cerco di dare uno spaccato di tutto e soprattutto cosa mi interessava, cosa mi premeva
diciamo così, evidenziare questa Europa che non c'è. Ecco, un titolo oggi in prima pagina del Corriere della Sera, lo titola oggi anche il giornale, noi lo diciamo sempre. E perché? Perché noi parliamo di Europa? Perché noi siamo nell'Europa e quindi dobbiamo aggrapparci a qualcosa in questo momento in cui questa guerra ci sta davvero spaventando, no? Perché soprattutto per i ricaschi sulle nostre tasche. Sveva, dimmi, Natalia, dimmi quando abbiamo il professore. A breve lo avremo. Avere lo avremo. E allora, intanto dico, un'Europa assente, uno degli aspetti più inquietanti di questa crisi che rischia di incendiare il mondo, al di là della perdita di vite umane. Ecco, il pezzo è di Paolo Lepri, prima pagina del Corriere della Sera, e il prodotto difficile da accettare di ogni guerra è il fatto che si sta svolgendo senza il coinvolgimento di uno dei protagonisti dell'ordine internazionale. Come dicevamo con Rino Sunseri, tutto dipende da quando la guerra finirà. Trump non ha date da darci, ovviamente, ci ha abituati sempre alle sorprese, e dice la guerra può continuare non all'infinito, vi prometto brevità, ma sicuramente continua. E la dittatura intanto in Iran sta morendo, abbiamo visto Khamenei è morto, l'Iran è in festa per questo. Presto cercherò di ricontattare lei, la ricordate, la voce, la signora dell'Iran che ora è in Italia e che ci ha raccontato molte cose sull'Iran e altre volti e figure e voci iraniane, anche di donne, perché sapete che le donne in Iran sono state sempre sottomesse è un eufemismo ovviamente, sono state maltrattate, abusate e tutto il resto. E tornerò a Teheran, dice, per la sollevazione delle elezioni libere. Reza Pahlavi pare che sia pronto perché gli uomini del regime non hanno legittimità. Io tornerò. Che notizie abbiamo? Perché stiamo chiudendo questa nostra finestra. Abbiamo il notizie? professore. Abbiamo il professore, Buon purtroppo pomeriggio, un incidente di percorso, non è un allarme bomba, non è assolutamente qui, so che in radio c'è stata tanta paura per i giorni scorsi per un allarme bomba, tutto rientrato, non è uno, diciamo così, qualcuno che ci rema contro, che ci dice, mi dica lei, perché qui siamo senza Europa e anche senza energia, prossimi ad uno shock energetico, mi dica lei, e poi la recuperiamo per la prossima puntata perché oggi siamo andati oltre. Sì. Prego. L'energia si sapeva che era uno dei punti sensibili e l'Unione Europea sappiamo che non è una potenza militare ma una potenza diplomatica, quindi usa le armi a sua disposizione. I vertici, il Presidente della Commissione, Vicepresidente e Alto Rappresentante per l'estero hanno rappresentato appunto l'esigenza che non ci sia un'escalation, però supportando i diritti civili degli iraniani e delle iraniane. Il discorso è che in questo momento il conflitto si sta allargando su scenari inimmaginabili perché i, tra virgolette, fratelli musulmani, che poi si dimostrano non essere tali, sunniti, rispondono all'attacco degli iraniani sciiti. Ecco, professore, dove vuole arrivare Donald Trump? A noi è un po' abbastanza chiaro, però forse dovremmo spiegarlo anche a chi ci ascolta. Lei cosa pensa? Dove vuole arrivare Donald Trump con questa mossa? Diciamo così, Donald Trump non ha avvertito nessuno, no? Perché evidentemente sapeva cosa doveva fare. Lui lo ha sempre detto fin dall'inizio, da 2 anni a questa parte, America First. Questo è la cartina di tornasole. Lui mette l'America prima in tutte le relazioni diplomatiche, militari, anche tra virgolette con gli alleati che appunto si dimostrano ora sempre, come dire, meno alleati di quello che vorrebbero essere. E in questo momento lui sta dimostrando anche al dittatore Putin che è completamente messo all'angolo. Probabilmente potrà essere il prossimo perché lo ha annichilito in tutti i modi, ha fatto in modo che cadesse Maduro, ha fatto in modo che cadesse Khamenei con il sostegno dell'Israele, Assad sappiamo dove si trova e quindi si sente l'aggressore dell'Ucraina, la terra tremare sotto i piedi. Lasciare il Donbass aprirebbe la via a Mosca, Putin ha perso l'inverno e la UE da sola non basta, a parlare Volodymyr Zelensky. Rischiamo noi ora di dimenticare un po' il conflitto Russia-Ucraina in questo momento in cui tutti ovviamente gli occhi sono puntati sull'Iran e su quest'altro scenario che è molto vicino a noi peraltro?
Guardi, è probabile che ci sia una distrazione, ma Zelensky è abile anche a fare in modo che questo non accada. Gli attacchi all'Iran penalizzano soprattutto appunto il paese che sta aggredendo l'Ucraina, perché non avrà più a disposizione tutto quell'armamentario letteralmente che fino adesso gli è stato dato, e dovrà fare altrimenti. L'inverno è passato, si apre la primavera. L'Unione Europea ha dichiarato e dichiara ogni volta che non abbandonerà l'Ucraina, anche se Putin lo spera. Questa, millanteria di chiedere come sempre più di quello che si può, perché lui dovrebbe restituire tutti i territori che ha occupato illegittimamente con atti di terrorismo assoluto nei confronti di una popolazione civile, dimostrano che obiettivamente il vero perdente è sempre di più Putin. Allora professore, sono le 17 in punto, io la ringrazio per la sintesi, la capacità di sintesi e la chiarezza, ci vedremo presto, prestissimo, perché le cose non vanno bene, quindi ci saranno tante evoluzioni e il clima è incandescente, l'attenzione alle stelle, la rinviterò prestissimo, mi scuso per il poco tempo, e noi, grazie ancora professor Petricone, buon pomeriggio. Grazie a voi, a presto. A presto, e a noi ci salutiamo e ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle ore 16. Grazie. Avete ascoltato Pop Economia.